Amici bellini, buongiorno. Scaldiamo la voce perché è la prima conferenza di Garcia pre-partita del campionato e quindi non può mancare il video. Ci sono delle buone notizie e notizie un pochino meno buone. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Sandro Molea, benvenuti tutti sul canale, accorrete copiosi sul canale, vi iscrivete al canale se vi pare e lasciate i like per la conferenza. Guaglione è tosta, Garcia è tostissimo, è tosto però non è antipatico. Cercate di capire bene la sottile differenza, mi piace moltissimo. Allora, una buona notizia, per esempio, io mi chiedevo ieri, ma dove la sento la conferenza alle 6 del mattino in America se non c'è una radio ufficiale? Perché ancora non è stata annunciata una radio ufficiale dove si fa. La cosa positiva è che il Napoli l'ha postata, l'ha mandata in diretta live sul canale YouTube. Ne bravi! Ah, si cresce, bravissimi, bravo Napoli. La cosa meno positiva è che io faccio meno views. No, ma io l'ho sempre detto, rinuncio volentieri a un paio di visualizzazioni in più per la crescita del Napoli, che deve assolutamente far crescere i propri social, è più importante. La cosa poi positiva è che mi piace Garcia come risponde alle domande. La cosa negativa è che Kvara non parteciperà alla trasferta di Frosinone. La cosa positiva è che Gabri Veiga è praticamente fatto. La cosa negativa è che comunque viene convocato con il Celta Vigo, quindi dobbiamo aspettare. E io, invece di fare un video come tutti i youtuber del mondo che stanno facendo il video Gabri Veiga è fatta, io faccio il video su Garcia. Quindi ci spostiamo con un Abrabam tattico e dobbiamo anche fare delle ipotesi di formazione. Io vi ricordo che oggi più tardi, insomma, credo sia fissata per le 8:45 ora italiana, ce ne andiamo anche live, quindi tutti i vari dubbi di formazione che abbiamo, perché vedete, se uno si sposta, no, queste sono altre cose, sono gli abbonati. Se uno si sposta, guardate quanti dubbi di formazione ci abbiamo, li dobbiamo dissipare e quindi con calma. Ma prima le parole di Garcia, ma c'è sempre le parole di Spalletti. No, le parole di Garcia. Prima di tutto mi piace tantissimo. Nomi e cognomi, signori, nomi e cognomi. Alcuni di voi vi conosco sicuramente perché ci vediamo tutti i giorni. Nome, cognome e testata. Benissimo, come fanno tutte le squadre del mondo. E così ci presentiamo e così vi conosco anche e comincio a capire chi e chi no. Ma perché così si fa. Quindi su Kvara un po' di prudenza. Dice non è niente di gravissimo, gli esami hanno, insomma, lui parla di un discomfort, cioè di un fastidio. Kvara sente un fastidio e per prudenza non se lo portano. Poi per quanto riguarda la partita con Frosinone, ovviamente è una squadra che viene da un campionato fatto benissimo l'anno scorso, avranno l'entusiasmo di stare in Serie A e quindi di dare il massimo. Bisogna almeno pareggiare il livello dell'entusiasmo che hanno loro, dobbiamo avere stimoli anche superiori se è possibile per fare una grande partita contro il Frosinone. Si parla della comfort zone, che ovviamente può essere pericolosa se tu ti abitui e ti senti un po' appagato, discorsi che abbiamo già fatto, e dobbiamo essere, quindi se loro la mettono poi sul piano fisico, dobbiamo essere pronti anche ai duelli fisici e quindi sotto questo punto di vista ci siamo, niente di nuovo. Gli si chiede di Veiga, del mercato, di quelli che possono arrivare, di quelli che possono uscire. Si parla della gara, signori. Ah beh, proprio secco, preciso, tosto. Non antipatico, sempre con educazione. Dice no, questa è la presentazione della gara del Frosinone, se vuoi parlare di mercato ne parli con Meluso. E sembra anche una frase, ma chi io so su Meluso lo so che sta facendo, perché è una figura che serve anche per questo. Tu gli fai il nome e poi non lo vedrai mai. Si parte da favoriti in campionato. Garcia è molto preciso a dire siamo tra i favoriti. Non si nasconde, ovviamente il Napoli che cambia poco rispetto alle altre squadre che cambiano molto per mettersi al passo. Siamo tra i favoriti, ma non significa niente, perché se facciamo anche l'esempio dell'anno scorso, il Napoli non era tra le favorite e ha vinto, quindi non vince sempre il favorito. E Garcia dice anche che i titolari che sono ancora qua bene
Cioè il Napoli non ha cambiato molto, ovviamente non abbiamo più Kim, però l'impianto di squadra che è rimasto qui lo fa stare tranquillo ed è contento della rosa che ha al momento. Poi cita Cajuste qua perché io quando arriva Cajuste e guardo il video dico questo farà giocare meglio Anghissà, perché lo dice proprio Garcia, dice l'arrivo di nuovi che portano entusiasmo tengono un po' sulle spine anche quelli che si sentivano un po' più sicuri del posto. Non ti puoi sentire sicuro del posto, quindi Anghissà si mettesse le scarpe e faccia il campionato che deve fare ad altissimo livello. Qualcuno che l'ha colpito più di altri, non mi dica tutti perché non ci credo, non fa nomi Garcia, dice se ho visto oltre che giocatori di talento uomini di qualità, sono curiosi anche nel sapere nuove tattiche, nel lavorare sui calci piazzati, la psicologia della gara, e quindi è un buon gruppo umano. E poi sottolinea però Garcia, e fa bene secondo me, che il mercato sì, i nuovi sono arrivati da poco, chi poteva partire poi è rimasto, quindi un pochino queste operazioni potevano essere fatte un po' prima per essere un pochino più pronti, però lui dice niente scuse, per domani ovviamente siamo pronti, però questi dubbi, quelli che sono arrivati un po' in ritardo, e lo abbiamo detto, e quelli che erano in bilico poi sono rimasti, quindi bisogna capire su chi effettivamente puntare, perché ragazzi ci sono delle situazioni che sono extracampo che vanno risolte. E ne parleremo adesso con la formazione. Cosa vedremo di suo già dalla prossima partita? È presto dirlo, si potrà dire dopo la partita cosa si è visto, però a me interessa vedere l'atteggiamento della squadra che sta sul pezzo, eccetera eccetera, frasi fatte. Poi c'è France Press che quindi fa tutta una lunga disamina e domanda in francese, Lombardo stizzitissimo, però bisogna fare press, la traduzione è troppo veloce, vabbè, le solite cose. Garcia è bravissimo a riassumere lui stesso, a tradurre se stesso poi in italiano, dice trovo la Serie A un po' più offensiva di come l'ho lasciata, all'epoca c'erano moltissime difese a 5, le difese a 3 che poi sono difese a 5, vediamo com'è la situazione questa volta, la pressione bene o male è uguale per me come lo sarebbe stata per Spalletti se fosse rimasto, quindi non cambia molto. E poi ripete la questione, io ho fatto la doppietta a Lille, quindi so cosa significa stare in un gruppo che ha appena vinto e ha fatto qualcosa di storico, e io sono rimasto, siamo alle solite, i tifosi sono caldi come quelli di Marsiglia, vabbè, poca roba. Sui nuovi, ecco qua, chi mi segue da un po' lo sa, e quindi io vi dico che dobbiamo avere pazienza per quanto riguarda Nathan, e si sottolinea una cosa importantissima che io dico sempre, che da napoletano all'estero mi rendo conto di quanto è importante sapere le lingue e poter esprimere lo stesso concetto. Se tu conosci bene un'altra lingua che non è la tua lo puoi esprimere meglio. Garcia è molto bravo perché parla bene l'italiano. Per quanto riguarda Nathan c'è problema di lingua, bisogna dare un pochino di tempo per capire, anche perché poi nemmeno l'inglese è lì, e quindi non puoi trovare, perché probabilmente Kim almeno con l'inglese era pronto, e quindi aspettare Nathan. Stesso dicasi per Cajuste, lui dice Cajuste, qualcuno dice Cajuste, e abbiamo trovato il nuovo Kvaratskhelia, perché mettiamoci d'accordo, a me ragazzi mi sembra che ha detto Cajuste e quindi chiamiamolo Cajuste. Dice anche lui non parla la lingua, e quindi penso che vogliano parlare in generale in italiano nello spogliatoio, però almeno ha giocato in Europa, quindi un pochino più abituato. Dice possono partire dall'inizio, possono partire dalla panchina, secondo me non partono, ma ci arriviamo alla formazione. Cosa dice a se stesso, cosa vuole Garcia da Garcia? Darò il meglio di me, come sempre, non dico come mai, ma come sempre. E poi senza Kvara, come si immagina la sostituzione? Elmas, Raspadori, lui, Garcia cita anche Lozano, e quindi l'ipotesi di rivedere Lozano a sinistra. Elmas lui lo chiama Elif, lo chiama per nome, prendetela come volete questa cosa. E poi giocatori polivalenti, che a volte soffrono ad essere polivalenti perché si sentono che non hanno un ruolo ben definito, ma aiutano tantissimo e servono agli allenatori. E poi ci dice, la notizia che ci dà è che Raspadori gioca dall'inizio, quindi quello che vi stavo dicendo sulla situazione del centrocampo nei video precedenti è che noi dobbiamo cominciare a pensare a Raspadori come uno di quelli insostituibili, nel senso che sì, è polivalente, Garcia lo vede sia a mezzala, sia esterno, sia a punta, lo vede dappertutto. Perché? Perché la società ha investito tantissimo e adesso deve vedere l'investimento valorizzato. Il ragazzo dovrà giocare, ecco perché poi con l'arrivo di Veiga, con Zielinski che resta, bisogna sfoltire Demme e Gaetano, e bisogna capire la situazione del centrocampo, e ci arriviamo subito. Quindi Raspadori comincia e dobbiamo capire dove.
attenzione. La possibilità di schierare 2 attaccanti contemporaneamente dall'inizio a partita in corso sicuramente si può fare, cita la presenza di Simeone e di Osimhen, anche e soprattutto per, bravissimo Garcia, riempire l'aria. Allora ti guardavi i video, già lasciavi i like l'anno scorso. Riempire l'aria è importantissimo per non lasciare solo Osimhen e non lasciare solo Simeone. Quando ne hai 2 ovviamente riempi di più l'aria e sei più pericoloso. La filosofia offensiva sì, ma bisogna essere anche camaleontici, e per esempio dice una cosa nuova che non è stata mai detta dagli allenatori precedenti: se sei stanco automaticamente puoi essere un po' più prudente anche tatticamente. Lo abbiamo visto in ritiro, quando a un certo punto sei un pochino più stanco perché i carichi di lavoro sono pesanti, puoi anche stare un pochino più basso e sfruttare anche i lanci per la punta che ce l'hai, che è veloce, e quindi ovviamente se le gambe ce l'hai tu puoi andare avanti e indietro, essere offensivo e recuperare anche. Se le gambe non ce la fanno, benissimo, allora puoi stare anche un po' più prudente e ti prendi meno rischi. Grande Garcia, mi piace tantissimo. Andiamo a capire la formazione, perché questa volta veramente non sarà facile. Non sarà facile, voi vi potete divertire sotto nei commenti a indovinarla. Ho poche certezze. Prima di tutto la palla a centrocampo, perché okay, voglio pensare che giochi Meret, voglio pensare che giochi Di Lorenzo, e non abbiamo dubbi, giocherà Rrahmani al 100%. Abbiamo il primo ballottaggio. Ho tolto Nathan, sta qua, l'ho messo in panchina per la questione della lingua e per quello che ci sta comunicando Garcia. Dobbiamo aspettarlo un pochino il ragazzo. Juan Jesus, Ostigar. Non ho presente, e mi perdonerete, l'attacco del Frosinone. Mo guardo un attimo, ma dici, se c'hanno una punta altissima, se c'hanno Birov, magari ci metti Ostigar lì. Però attenzione, e potrebbe giocare questo Borrelli di 1,94 m, però magari se lo prende Rrahmani. Io metto Juan Jesus titolare perché la possibilità di avere uno che ha un piedino, guardate l'ultima amichevole del Napoli, lancio preciso di... no, c'ho il pallone, faccio col pallone, lancio preciso di Juan Jesus per il pallonetto delizioso di Simeone. Insomma, tendo a preferire Juan Jesus. Qui abbiamo dei dubbi, perché? Perché il report dell'allenamento del Napoli di oggi ci parla solamente di questo problema di Kvara. Gaetano ha svolto personalizzato in palestra e personalizzato in campo, quindi non è disponibile. Kvara ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento, e non prenderà alla trasferta. Affaticamento è non è un errore, ma è impreciso, diciamo, non è corretto dire affaticamento. Se lui dice discomfort è un fastidio che ha, e se è precauzionale non parliamo di affaticamento, perché sennò parliamo sempre dell'affaticamento muscolare. Non ce l'ha detta così Garcia. Comunque non prenderà parte. Vediamo Juan Jesus qua, ma non sappiamo altro. Di conseguenza dobbiamo ipotizzare che sia Mario Rui che Oliveira siano completamente disponibili e recuperati. Partiamo con Mario Rui in panchina. Partiamo con un po' più di fisicità. Lobotka inamovibile, Zielinski, Anghissà, Cajuste, Elmas, Raspadori. A questo punto c'è tanta folla al castello, c'era folla al castello. Io credo che se Zielinski sta bene e non ci sono problematiche, sentitemi bene, non ci sono problematiche di società che non è contentissima che se ne sia andato, perché adesso dobbiamo anche valutare questo e dobbiamo capire quanto Garcia ci sta a questo giochino di De Laurentiis, che non era contentissimo di Lozano, che dovete portarmi le offerte oppure accettate al ribasso. Per un allenatore, se hai Zielinski e se sta bene in forma lo metti in campo, poi dopo arriva Veiga piano piano, però nel frattempo se ce l'hai e non è partito, e parlavamo anche di un rinnovo, quindi anche d'accordo con la società, se esiste il rinnovo al ribasso per Zielinski, io Zielinski lo immagino titolare qua. Serve qualità, ragazzi, chissà, lo immaginiamo recuperato. Se è così, il centrocampo io lo vedo fatto, che è quello dell'anno scorso. Ora abbiamo il problema di Kvara. Non c'è Kvara, c'è Lozano, c'è Raspadori, c'è Elmas, c'è Politano, quindi immaginiamo che è veramente difficile. Garcia ci ha detto che Raspadori gioca. Non lo abbiamo visto nelle amichevoli vice Kvara, lo abbiamo visto qua sull'esterno e l'abbiamo visto mezzala, insomma, finta che si inserisce. Immaginiamo... com'è difficile.
Mamma mia. Perché Lozano io l'ho visto molto voglioso, sorridente, molto impegnato nelle amichevoli e nel ritiro. Potrebbe averlo impressionato. Il fatto che lo cita Garcia mi fa dubitare. Potrebbe partire Lozano lì al posto di Kvara, e quindi spostiamo Elmas, spostiamo Politano e mettiamoci Raspadori qua sull'esterno. Ovviamente questo significa che si possono alternare, che si possono mettere al contrario, però lui ce l'ha proprio detto, Lozano a sinistra ha fatto molto bene nel PSV. Così è una formazione ovviamente molto equilibrata. Se c'è Anghissà, c'è Anghissà. A questo punto, viste le condizioni di Anghissà, teniamo presente la possibilità di un Elmas che possa scalare qui a centrocampo, perché è quello che ti garantisce, in attesa di Cajuste, è quello che ti garantisce comunque Legna. E se metti Elmas qua, li puoi alternare, puoi far andare Elmas avanti e Raspadori un po' più dietro. In questo momento io la vedo così, e mi piacerebbe anche di più con Lozano a destra e Raspadori qua, che Raspadori si può anche abbassare e si crea poi con Zielinski che va avanti il famoso 4-4-2 in fase difensiva che si deve avere con il primo pressing con la doppia, col doppio centravanti che fa il primo pressing, quindi con Zielinski qua. Ovviamente lo può fare benissimo anche Raspadori, però poi liberi un pochino la fascia, quindi a questo punto serve questa situazione qua. Ma è molto interessante e non vedo l'ora di vedere questa partita. Da New York Valerio Frido è tutto, in attesa di Gabri Veiga e di capire come ragiona Garcia in base a questo affollamento. In questo momento abbiamo di giocatori un po', non dico in esubero, perché poi all'allenatore servono e fa piacere, però è la società che adesso deve essere chiara, perché quello che avete detto all'inizio, io vi lascio in panchina, vi lascio marcire in panchina se non mi portate le offerte, e se non stanno arrivando le offerte il mercato è ancora aperto, il mercato è molto lungo.